bellissimo, io l'anno scorso non c'ero, però quest'anno è veramente fantastico, c'è sempre tanta gente, tutti i giorni, di giorno, di sera, cosa meravigliosa, una cosa bellissima. Abbiamo venduto di tutto, si mangia bene e spero che il prossimo anno vada ancora meglio. Non abbiamo avuto molta più gente rispetto all'anno scorso, quindi è andato molto bene. Molto bene, siamo contentissimi. È molto bello, c'è la pista di patinaggio, il nostro articolo funziona, abbiamo crepe, frittelle, ciambelle, siamo contenti, basta. L'anno scorso non c'ero, però quest'anno sicuramente bene, un grande afflusso di gente, considerando che l'evento clou deve ancora arrivare, non poteva andare meglio, diciamo. Conegliano è stato un spettacolo, casette dappertutto e bere ovunque. Tanta gente, pieno. Top. Abbiamo la pista sempre piena e soprattutto rispondono bene molto le famiglie, anche i ragazzi verso la sera, anche fino a tardi vengono a patinare, insomma. Sicuramente anche un sacco di lavoro per noi che siamo all'interno delle casette. Quindi. Il sacrificio si fa perché si dà un servizio divertente, ci si diverte perché siamo noi simpatici e a buon intenditore poche parole.